Giuseppe Marin, sempre nella sua doppia veste di storico ed esperto delle culture locali e rappresentante dell'impresa di servizi Linda di Conegliano. Allora, queste iniziative che commercianti e artigiani fanno autonomamente dalla politica, dall'amministrazione per cercare di rivitalizzare, ma soprattutto anche questi incontri estremamente aperti anche alla partecipazione di cultura. Avevamo la Presidente d'Italia-Austria oggi, cioè, voglio dire, è un segnale che le cose stanno cambiando in questa benedetta Italia per quanto riguarda le culture di partecipazione. È un segnale che sicuramente i piccoli imprenditori capiscono che bisogna offrire qualcosa di più. Non basta vendere solo il prosecco o il glera e perdersi sul prosecco o il glera, bisogna vendere anche se stessi. E quando si vende se stessi, si vende anche la cultura, perché siamo immersi in una cultura, siamo figli di una cultura, abbiamo appreso una cultura, dobbiamo portare avanti una cultura, dobbiamo portare avanti solo un nome. Quindi è importantissimo che questi piccoli imprenditori capiscano che devono vendere una faccia, un prodotto che non sia quello comune, quello etichettato, che poi è quello che prende in mano la politica, perché la politica sicuramente deve prendere in mano le grosse produzioni, no? E invece bisogna che loro pian piano riescano a prendere in mano loro stessi, e giustamente diceva prima il collega qua che probabilmente il suo vino è arrivato probabilmente ai membri della famiglia reale britannica. Si aspettava che il Ministero dell'Economia o il Ministero del Commercio all'estero o la Camera del Commercio, poi quella riuscisse a portarlo, non l'avrebbe mai portato, se era magari, non voglio far nomi, ma grossi nomi, l'avrebbe portato volentieri, magari grossi nomi che magari fanno fallire le banche, questo è un altro discorso. Ma questo è un altro discorso, no? Però quelli si portano avanti e giustamente sicuramente avranno chi farà sempre un prodotto di qualità e lo porterà avanti e spenderà la sua faccia, sicuramente avrà dei grandi successi. Basta che prendano esempio da Giovanni Rana, che ha sempre speso la sua faccia, anche oggi che è vecchio. La pubblicità se la fa ancora di la pubblicità la fa lui, spende la sua faccia, ha cominciato da poco con un prodotto eccezionale, perché a casa mia, non per fare pubblicità a Giovanni Rana, ma si consuma Giovanni Rana quando prendiamo i tortellini, e il prodotto è sempre di qualità, anche questo, è importante che sia sempre di qualità. Dobbiamo incoraggiarli, iniziative come la tua, iniziative giornalistiche eccetera, incoraggiarli a continuare e dar loro una mano per poter presentarsi al mondo. Giustamente l'iniziativa che fai in Croazia è importante anche per questo. E quindi questo è uno dei motivi per cui Linda, impresa di servizi, partecipa anch'essa a queste iniziative. Certamente, perché prima di tutto perché è piacere stare con te, perché viene sempre fuori la cultura. E quando uno parla di soppressa deve sapere cos'è, quando uno parla di prosecco deve sapere cos'è, qualsiasi cosa, bisogna sempre sapere cos'è, da dove viene, da dove arriva e dove andrà a finire, se questi giovani imprenditori avranno il coraggio e anche la fortuna, poi ci vuole anche quella di portare avanti le iniziative. Ok, al prossimo appuntamento. Allora, l'orologiaio folle l'abbiamo definito noi, no? Il titolare dell'Osteria La Panza, perché orologiaio prima di tutto? Prima orologiaio, poi... Poco. No, ho fatto tanti anni di orologeria e sono pochissimi anni che mi sono messo a dedicarmi a fare un po' di cucina, insomma. E questa follia da cosa è? È stato un figlio che mi ha coinvolto a fare 2 o 3 cosette e alla fine ci siamo messi e ecco. E sei partito. Allora posso dire, questo signore qua sarà anche più orologiaio che cuoco, però si mangia molto meglio di tanti posti dove si danno tante arie, chef, comprano le recensioni dei giornalisti poco seri, si fanno mettere nelle guide sempre tirando fuori, si mettono in berretti e le tute sono sempre belli puliti e non hanno mai una macchia. In televisione hai visto, non hanno mai macchie, niente, non so come si faccia a far cucina. Marina, dopo ci dirai, no, come fanno sti signori. Vabbè, a parte le battute che però sono vere, che tipo di locale, che tipo di osteria hai voluto tirare fuori qua? Ma inizialmente volevo fare un'osteria semplicissima con piatti freddi e queste cose qui, e poi pian pianino ho dovuto allargarmi un po' di più sulla cucina. Faccio sempre cose semplicissime, però non cose ricercate, perché non è la mia professione, dunque non posso... Torniamo sempre all'orologeria, voglio dire, no. Però voglio dirti una cosa, però io ho visto
non è da tutti venire e trovare la carne di Fassona piemontese, che è una delle più buone carni italiane, in hamburger sul menù a mezzogiorno a 10 euro, voglio dire, cioè, va riconosciuto questo. Le paste erano buone sinceramente, sai che ormai non sanno più fare neanche una pasta in giro. No, beh, oddio, noi cerchiamo di dare il massimo, dopo appunto dico, non essendo cuoco non posso pretendere di essere questo e così, quello con cerco di dare il meglio possibile. Tra l'altro tieni vini come questi Casato Unico, che ci hai fatto conoscere te facendocelo bere, perché poi questa è la realtà. Qua non ci sono state telefonate di sindaci, vice sindaci, prefetti, amici del Giaguaro che hanno detto prendi il Casato Unico. Noi siamo amici e quando lui mi ha proposto questo vino l'ho provato, andava bene, è piaciuto e te lo dà anche a buon prezzo. Beh, sicuramente è un buon prezzo, se no non lo compro. Voglio sapere quale. No, se no non lo compro. Se no non lo compri. No. Bellissima l'osservazione. Che prezzo amichevole mi fa. No, non voglio entrare nell'ordine dei rapporti fra voi altri due che potrebbero essere fuorvianti, scherzo, no, battuta. Che tipo di clientela? Beh, a mezzogiorno clientela operai di lavoro. La sera sì, cambia la clientela la sera, però non è che lavoriamo poi. Siete tanti, te e tue figlie? Allora sono io e mia figlia, oggi mia moglie è venuta a aiutarmi. Straordinario. Sì, perché le ho detto vieni a aiutarmi, perché ho detto non ci sto dentro. No, non sapevo come andava a finire, ho detto è meglio che tu mi dia una mano. Finire bene, non preoccuparti. Ok, ti ringraziamo, orologiaio folle. Grazie a voi. Di pure dove sei, via Lourdes 274. Le ultime Conegliano è l'ultima sì. Sul Limitar. Sì. Ok. C'è proprio il confine qua. Grazie. Allora, siamo all'Osteria La Panza di Conegliano, il mitico Viale Lourdes, in cui i commercianti artigiani hanno deciso di fare i miracoli. No, non è vero Matteo, abbiamo deciso di fare i miracoli in un progetto di animazione urbana che tenta di restituire anche le zone meno conosciute di Conegliano, la mitica via 20 settembre, che ormai dove passeggia solo il sindaco e qualche suo amico, va bene quando va bene, infatti i commercianti sono molto contenti di quella zona, no, di come sta andando. Non è una polemica politica, è solo una denotazione di quello che esiste. E stiamo raccontando un tantino intorno a questa tavola le novità, le innovazioni. Casato Unico, azienda agricola dal Po Roberta, esatto. Che immagino sia tua madre. Esatto, perfettamente. Tu chi sei? Io sono Gianluca Moras, sono il figlio, diciamo che sono un po' il promoter dell'azienda per quanto riguarda appunto quello che è la nostra produzione di Prosecco. Ho preso in mano l'azienda di famiglia per scherzo per quanto riguarda la produzione del vino, proprio perché appunto siamo partiti per scherzo, perché piaceva a amici e parenti la nostra produzione per casa. Da lì è nato Casato Unico e abbiamo iniziato a testare un po' nel mercato e stiamo pian pianino camminando. Quello che ci stai versando adesso che cos'è? Il millesimato extra? Questo qui è un Prosecco Extra Dry millesimato dell'annata 2014, è un Prosecco che l'anno scorso nel 2013, l'annata del 2013 ai migliori vini italiani di Luca Maroni ha fatto 88 punti e l'annata è stata buona, per quanto le intemperie ci hanno massacrato per quanto riguarda la pioggia, però è uscito un buon prodotto, infatti quest'anno si è fermato a 86. Siete giovani, ma per esempio anche la famiglia Windsor ha assaggiato i vostri vini, o sbaglio, da quel pezzo di giornale che ho visto qua alla Panza? Diciamo che sì, siamo arrivati anche a Londra, fortunatamente siamo arrivati anche lì. È nata su richiesta di un marchese durante una degustazione a Roma, ci ha chiesto appunto se potevamo fare una donazione per una scuola cattolica al sud di Londra, che era un'asta di beneficenza, in collaborazione con Paola Crema e Roberto Fallani, che sono due artisti scultori a livello internazionale famosissimi fiorentini. Abbiamo fatto una donazione di 2 nostre Magnum di Prosecco Brut con le loro opere per la prima volta in esclusiva mondiale riprodotte sulle nostre bottiglie. La base d'asta è partita da 700 pounds in su a rilancio, hanno avuto un gran successo e addirittura, a quello che ho percepito, è stato proprio tra i parenti della famiglia reale che se li sono segnati proprio perché erano spettacolari. Okay. Oltre a questo vino, la cantina cosa propone? Noi siamo che ci dedichiamo solamente a una cosa e cerchiamo di farla fatta bene, quindi
prosecco principalmente. Siamo partiti con l'extra dry millesimato come prima bottiglia, poi subito dopo abbiamo sviluppato un brut e un frizzante. La prima annata che ci siamo affacciati al Vinitaly, che abbiamo fatto il concorso enologico, abbiamo preso subito diploma di gran menzione del Vinitaly e poi successivamente, come ho detto precedentemente, abbiamo fatto gli 88 punti migliori vini italiani. Quest'anno non siamo andati al Vinitaly perché non avevamo la produzione pronta, perché siccome siamo piccolissimi, quindi abbiamo i nostri tempi molto più lenti. Abbiamo fatto Bibenda e i migliori vini italiani. Bibenda adesso è tutto da vedere il punteggio che ci hanno dato, i migliori vini italiani sappiamo 86, combattuti ma arrivati a un punteggio insomma oneroso. Allora intanto lo assaggiamo. Volentieri. Un secondo di stop per assaggiare i vini. Allora ordiniamo intanto. Io apro vecchio. Direttamente a canna? Quasi come un certo Matteo. No, Sì, la prima sì. Osteria La Panza, ospiti di questa stramba idea di commercianti e degli artigiani di Via Lourdes. Uno dei colpevoli è il co-titolare insieme a Fabio, che dopo sentiremo. Allora con te parliamo dell'iniziativa e con lui di Caffè Local, titolari di Caffè Local. Tanto spiegami in 30 secondi, dopo li riprende Fabio, il discorso cos'è Caffè Local. Caffè Local è un'offerta di alta qualità di caffè sotto forma di grani, capsule compatibili, tecnologia, innovazione e ricerca dell'alta qualità del caffè. Bene, cos'è questa idea che commercianti e artigiani adesso i miracoli li facciamo noi? Vista la poca visibilità di Via Lourdes e su proposta tua, abbiamo cercato di sviluppare... Mi freghi, però io cercavo di decentrarmi. No, grazie al tuo intervento è stato fatto, abbiamo cercato di coalizzarci per fare un po' di visibilità e di dare un po' di notorietà. Un po' di animazione informativa. Sì, esattamente. Ecco, poi è bello perché non vi siete chiusi solo qua, ma questa è già la quarta, quinta azienda da fuori. Oggi abbiamo la presidente anche di Italia Austria, sezione Veneto qua, cioè Via Lourdes è diventato un po' una strada diritta, però aperta al mondo, insomma, con questo sistema. Beh, è chiaro che non bisogna mai guardare il proprio orticello e basta, bisogna cercare di avere rapporti esterni, collaborare con più persone possibili, più situazioni possibili, proprio perché da lì possono nascere delle importanti collaborazioni. Ok, benissimo, già che siamo qua allora sentiamo anche Annalisa Banchieri, presidente della sezione Veneto di Italia Austria. Lei è ospite spesso dei nostri convivi, no? Che non sono mai a caso, ci sono sempre degli argomenti, dei contenuti culturali alla base dei nostri incontri, perché le trasmissioni nostre sono tutte live, non abbiamo le meteorine, non abbiamo magari i tocchi di gnocche, no? Che così agitano qualcos'altro, però diciamo così perlomeno riusciamo... No, sono proprio volutamente, cerchiamo di fare una televisione altra da questo punto di vista qua. Tra poco inizia l'impegno in Istria. Come si spiega la partecipazione della sezione Veneto di Italia Austria, che è l'associazione ufficiale che rappresenta i rapporti di amicizia e di scambio tra Italia e Austria in questa iniziativa? Beh, inizia soprattutto da una considerazione che è stata fatta da noi su un progetto che coinvolgeva soprattutto alcuni soci dell'associazione, che sono i soci che più riguardano il settore musicale. Allora c'era questa bando, ce ne sono due in particolare, però uno era quello che stiamo portando avanti noi, che era quello di valorizzare il percorso, diciamo, europeo degli organi storici, e qui bisognerebbe fare tutto quanto un discorso sugli organi storici, per cui è stato cercato e visto quali erano soprattutto le associazioni, gli organi, perché gli organi devono avere una storicità, nel senso che devono essere datati, non devono essere fatti adesso, poi devono essere stati creati, fatti, tutto quanto da alcuni personaggi, e poi ogni organo può suonare determinate musiche
che possono essere chi suona Beethoven, chi suona un altro, per cui sono specifici, sono unici anche per questo. Un mondo un po' difficile, come sappiamo, da trattare, no? Ma certo, anche perché l'organo, se uno dice già il piano è qualche cosa che uno riesce, l'organo è una cosa che fino adesso è sempre stata, diciamo, appannaggio delle chiese e dei preti, che i quali hanno tenuto molto, diciamo, abbastanza chiuso, mentre adesso si cerca un po' di questo. Poi cosa si è pensato? Va bene fare l'organo, tutto quanto, ma anche questo, poi la conoscenza del territorio dove ci sono queste chiese, valorizzazione del territorio. Il territorio cosa vuol dire? La gente che ci vive, il paesaggio, i cibi e tutto. Ecco, e questo è l'impegno che si sta portando avanti. Altro stop. Ma ci mancherebbe. Perché lì parlavamo anche proprio con Luigi. Ormai Marina è diventata una frequentatrice assidua delle nostre trasmissioni, nel senso buono, non vorrei essere frainteso, voglio dire, no. Pasta e dintorni di via Lourdes. Marina, intanto abbiamo mangiato in un posto dove prima o dopo entrerai anche magari con la tua pasta, sai te, va bene. Un tuo giudizio, questo era il menù del giorno. Ottimo, veramente ottimo, piatti come diceva semplici, però sono d'accordo, nella semplicità c'è la grandezza, perché quando c'è troppo elaborato qualche volta si vuole anche nascondere qualcosa. Se il prodotto di base è buono lo si valorizza proprio nel cucinarlo nella maniera più semplice, sì, nella maniera giusta, abbinando ecco il fungo, che adesso è questo il momento nostro, ci sono i funghi del Montello, del Cansiglio, quindi anch'io gioco con i miei pasticci, con le zucche, perché chiaramente ti porterai anche in Istria quanto prima. In Istria, pasticcio di zucca e pasticcio di funghi del Cansiglio. Allora, dovrebbero venire solo perché ci sono queste due cose, voglio dire, ad assaggiare la cucina. Abbiamo parlato della follia dell'orologiaio, ma anche la tua follia insieme, aiutata da Antimo. Tuo marito non è qua, no? Però è di una simpatia più unica che rara, c'è un'ironia tipica degli uomini del sud che è straordinaria, veramente, no? Oltre ad essere una persona di grande cultura, voglio dire, questo volevo ricordarlo, no? Non era un epitafio, questo non vorrei essere frainteso, voglio dire, ma era giusto dirlo, no? Così. Qual è stata la follia della Marina? La mia è una storia, non dico simile, nel senso che è strana. Io sono laureata in lingua a Ca' Foscari, è tutt'altra cosa. Poi ho fatto dei corsi per la Comunità Europea proprio in lingua, ho affiancato mio marito in farmacia e dopo, alla tenera età di 55 anni, ho deciso di chiudere con una grande passione che è la cucina. E quindi la cultura aiuta, siamo sinceri, anche le esperienze di cultura precedenti servono a fortificare le scelte. La cultura, guarda, io ho apprezzato molto prima il discorso, anche l'umiltà che non deve accompagnare sempre il lavoro di tutti, perché ogni giorno impariamo qualcosa da qualcun altro, dal nostro territorio, nell'ascoltare, nel rapportarci con le persone, nel confronto, insomma, assolutamente, si può solo migliorare in questo. Bene, all'Istria allora per quelle cose straordinarie che ci ha detto, e se volete venire rivolgetevi a me che c'è la tassa sul macinato aggiuntiva. Grazie, ci sentiamo. Valentina, dove siamo e in che via? A Bagnolo, via Cervano. Via Cervano. E soprattutto ti dimentichi di dire il panificio Pastori che è tuo e della tua famiglia. Sì, esatto, okay. Sì. Un po' di storia del panificio Pastori. Quando avete iniziato? Hanno iniziato loro, i miei genitori. I genitori che si chiamano? Claudia e Andrea. Sì. E hanno iniziato loro quando erano molto giovani. Ancora giovinotti. Sì, esatto, prima che io nascessi, e tramandato dal nonno. Quindi con è una cosa di famiglia. Con te 1, 2, 3, 4 generazioni. Sì. E niente, hanno aperto il negozio a Belluno all'inizio, il panificio a Belluno in centro, e poi si sono spostati qui a Bagnolo. Verso la collina e la pianura, diciamo. Esatto, sì. Quando non c'era niente, nessuno, hanno aperto questo negozio, hanno fatto anche un po' una cosa azzardata, però alla fine... Coraggiosi, diciamo. Sì, esatto, alla fine è andata anche bene. Notate bene che per parlare con la signora, con la Valentina, bisogna fare la coda qua, quindi vuol dire che il lavoro c'è, voglio dire. Ecco, la filosofia, che tipo di pane però le fate?
pane semplice con farina semplice di grano proveniente dall'Europa. Sì, Italia o Europa, mamma? Italiano, sì, è italiano, sì, no, robe americane, sì, certo. Robe strane e basta. Poi vabbè, farine integrali, esatto, mais, sì, c'è qualcosa di particolare, non tantissimo, però poco ma buono. Sì. Poi i dolci da forno. Sì, quelli di solito li facciamo su prenotazione perché è meglio anche le torte con la crema, così meglio farle su prenotazione, averle fresche. Poi avete i biscotti sempre? Sì, biscotti, sì, secchi di tutti i tipi. Grissini? Sì, grissini, tutto. Sì. Il tipo di clientela? Un po' di tutto, famiglie, un po' di tutto. Sì. Ma mi pare che vengono anche da Conegliano e anche da Vittorio. Sì, vengono da Conegliano, da Vittorio, tanti anche c'è una signora che viene da non mi viene il nome da Pieve. Da Pieve di Soligo, sì. Cioè, dalle Mire. Sì, da Pieve, si fa la scorta e va avanti un mese. Però sono clienti più. Piuttosto di prenderlo da quelle parti, magari o da altri, lei si trova bene qua e lo prende qua. Dopo ho visto che per quanto riguarda i prodotti complementari, no, che sono quelli che la spesa dell'ultimo minuto, tenete per esempio la pasta del verde abruzzese che è straordinaria, quindi prodotti che di solito non si trovano nei supermercati. Sì, di solito cerchiamo di tenere qualcosa che non trovi in giro, però bene o male adesso sì, è difficile. È un po' difficile, quindi è anche un problema trovare chi non porta la roba anche al supermercato. Certo. E allora si cerca di distinguersi, esatto. Comunque. Bene, il Panificio Pastori ci accompagnerà in questi 3 mesi di cavalcata del gusto che stiamo facendo tra Viale Lourdes e la zona di Tarzo, delle colline di Vittorio e di Conegliano, quindi avremo modo già nella prima conferenza stampa che faremo di degustare le loro letizie. Mi diceva un caffè locale che vi ordinerà il pane ovviamente per assaggiare il pane. Poi il biscottino, e poi ci sta il biscottino, caffè, certo, col caffè, e anche le pizze che so che vanno bene qua. Okay? Sì, vanno. Sì, bene. sì. Valentina, ti ringraziamo, hai visto che non era una cosa drammatica, era una cosa infatti, molto sono ancora viva. Bene, ancora viva. Grazie e al prossimo a voi. appuntamento. Grazie mille.